per tutti quanti gli uomini umani e musulmani. Mi corre l'obbligo di fare il primo ringraziamento e chiederei un seguito applauso all'onorevole Alfonso Longobardi, che è Presidente del Consiglio regionale. Vi passo, non tipo sull'onorevole Longobardi non vorrei aggiungere nulla, perché che è una persona eccellente dal punto di vista umano e professionale, e soprattutto quello che piace a me, pratico, veloce e compito. Quindi grazie, è stato troppo buono come al solito Massimiliano, e soprattutto ci siamo conosciuti per portare avanti alcune progettualità comuni. Io vengo in rappresentanza del Consiglio regionale, da un anno, 8 mesi, 25 giorni sono consigliere regionale. Prima mi occupavo di tutt'altro e una lista civile portiamo avanti l'attività del Consiglio regionale, credo, in maniera abbastanza pratica. Io ti ringrazio Massimiliano dell'invito, con tutto il caldo, ma era doveroso essere qui, perché il tema è assolutamente non solo attuale, ma è un tema che riguarda i giovani. Io ritengo che una parentesi indispensabile da dire a favore dei giovani, perché ovviamente sono coloro che purtroppo condizionati dal mondo esterno, condizionati proprio spesso dai mass media, oggigiorno con dei social che rischiano di condizionare la vita quotidiana e ahimè di poter troppo spesso far prendere delle strade che sono maggiormente quelle sbagliate. E allora l'argomento era troppo importante e io ritengo che le cose possono essere realizzate, come diceva la presenza del magistrato Vittorio Di Carlo, che ovviamente poi